Amici di Calcio a 5 Live, un saluto da Luca Venditti e buon pomeriggio da Colleferro, qui dal Palaromboli, dove sta per cominciare il match di ritorno di questo primo turno di playoff valido per la promozione per la Serie A femminile. Campo Bellator Ferentum contro le siciliane della Vittoria Sporting Futsal. Il parziale per il momento vede in vantaggio la squadra frusinate allenata da mister Roberto Chiesa, che hanno chiuso appunto la partita di andata con il risultato a suo favore di 7-5. Match rocambolesco quello avvenuto a Ragusa, in terra siciliana. Match nel quale appunto stavo dicendo la Bellator si trovava addirittura a 4 gol sotto quando erano passati i primi 10 minuti del primo tempo, e invece alla fine l'hanno spuntata le frusinate, recuperando il gap già alla fine del primo tempo e andando in vantaggio poi grazie alle reti siglate da Vellucci e Riccelli. Con le squadre che vanno a salutare le panchine, si procede con le foto di rito. Vittoria che si presenta con questa maglia celeste, mentre la Bellator, la squadra di casa, risponde con questa divisa amaranto. Ed ecco che vanno anche a prendersi un po' di carica dal pubblico, la squadra ospite. Si alza l'urlo vittoria qui al Palarombole di Colleferro. La squadra siciliana, dicevo, deve recuperare lo svantaggio momentaneo dei 2 gol. In caso che la partita finisse con 2 gol sopra della vittoria, si andrebbe ai supplementari, l'extra time, e qualora finisse con lo stesso risultato passerebbe la Bellator Ferentum per miglior piazzamento al termine della regular season. Squadre si sono sistemate sul rettangolo di gioco ed è tutto pronto per questo match. Si attende soltanto il fischio della terna arbitrale. Sistemano gli ultimi dettagli i direttori di gara, dopodiché si potrà partire. Ed eccolo qua, il fischio che inaugura questo primo turno di playoff promozione. Bellator che gioca il primo pallone, scarica dietro carta, indirizzo di Vellucci. Ecco Olmetti, scarica dietro, si torna da Lucarelli adesso. Gira con pazienza la Bellator e Vellucci qui perde il pallone e quindi adesso possesso Vittoria Sporting Futsal. Giocato male questo pallone, ma attenzione al recupero, nulla di fatto. Ha provato Sant'Elena a innescare la propria compagna con Capitan Palumbo che allarga per recupero, si accentra e il suo sinistro non va a buon fine. Buona l'iniziativa della Bellator. Attenzione a Lucarelli, scarica per Vellucci sulla sinistra, pallone impreciso della numero 7. Palumbo sulla verticale non trova recupero e c'è
il recupero della difesa frusinate. Adesso Vellucci, ora Lucarelli, attenzione però, capisce tutto Palumbo e si invola Palumbo, stoppata da Muñoz. Primo sussulto del match quando sono passati 1 minuto e 20 secondi. Colmetti va da Vellucci, scodella Vellucci, di nuovo lei, il secondo passaggio non va a buon fine. Adesso Otmani scarica dietro, provata a lanciare recupero ma Lucarelli capisce tutto, ragiona numero 8, Olmetti va dall'altra parte, protegge bene il pallone la compagna, ma c'è il ritorno di recupero. E dunque fallo laterale per la squadra di casa, va a battere Olmetti, Vellucci, ora Lucarelli, la giovane Lucarelli, ritorna da Vellucci, si torna da Carta, ancora Lucarelli, perde palla, Otmani la recupera ma poi la restituisce agli avversari regalando questo fallo laterale che Lucarelli scarica dietro. Gira con pazienza la Bellator e Roberto Chiesa dice di forzare la giocata quando c'è, ma adesso attenzione al break della Vittoria Sporting. Otmani, ancora Otmani, deviata prima da Lucarelli e poi da Olmetti, la sua conclusione. La stessa Otmani poi va ad incaricarsi della battuta di questo corner. Scaricato dietro, la conclusione del Vittoria Sporting Futsal che impegna Muñoz. Ancora corner. Ancora Cicero va alla conclusione, ma questa volta totalmente imprecisa. Può giocare il pallone la Bellator. Lucarelli cerca Vellucci ma non la trova, allora Cicero può ripartire ma si spegne la ripartenza. Di nuovo Cicero, attenzione al recupero di Olmetti che viene estesa da Capitan Palumbo che si prende anche il primo giallo del match. Brava Olmetti a capire il passaggio dell'avversaria e a recuperare il pallone. Adesso Carta sul punto di battuta. Vediamo come giocherà la squadra di casa questo pallone. Conta i passi il direttore di gara. E si sistema la barriera avversaria. Parte Carta, Vellucci protegge bene il pallone e poi lo scarico dietro verso Lucarelli è impreciso. Otmani, ancora la numero 21. Qualcosa da dire l'arbitro a Vellucci. Ha notato un po' di nervosismo da parte della numero 7, il direttore di gara. Luigi Sala di Campobasso. E dunque è andata a richiamare la numero 7. Adesso Olmetti. Attenzione Otmani, conclusione imprecisa. Muñoz lancia lungo all'indirizzo di Carta, non riesce lo stop alla numero 10. Allora possesso di nuovo celeste, ma sbaglia tutto Palumbo.
non si intende con Cicero e dunque regala il possesso alla squadra di Roberto Chiesa. Vellucci prova ad imbeccare per Olmetti, ma passaggio deviato, sarà di nuovo out. Cercata Vellucci tra le linee, ma passaggio impreciso da parte di Olmetti, ma fallo laterale dall'altra parte ora. Ancora Olmetti, si libera di un'avversaria, si accentra, perde il pallone però, Otmani lo recupera, viene leggermente trattenuto Otmani e reclama qualcosa qui la panchina del Vittoria. Adesso di nuovo Otmani con il pallone, deviato da Olmetti il suo passaggio e il primo direttore di gara va a richiamare la calma sulla panchina del Vittoria. Ha qualcosa da dire a mister Maurizio Assenza, che si era lamentato per la trattenuta precedente non ravvisata da Luigi Sala. E Otmani adesso può rigiocare. Palumbo, nulla di fatto, può ripartire la Bellator, lanciata lungo carta, attenzione ancora carta, è da sola, carta! Subito in vantaggio la Bellator Ferentum con la numero 10, carta, quando il cronometro segna -15:45 al termine del primo tempo. Bellator in vantaggio dunque, grazie a carta lanciata dal proprio portiere. Dunque strada sempre più in salita per il Vittoria, che adesso deve recuperare 3 gol, non più 2. Nel frattempo rimane leggermente contusa la numero 4 del Vittoria, che è Sant'Alena, Cicero Sant'Alena. Si tocca il ginocchio sinistro, ma decide di rimanere in campo. Adesso però cade a terra la numero 4, sembra essere rimasta davvero contusa, sembra non poter proseguire. Continuano le proteste da parte del Vittoria per l'azione del gol della Bellator. Adesso Vellucci perde il pallone, Palumbo si dimentica della palla e dunque c'è stato il ritorno della Bellator, che adesso conquista questo fallo laterale. Ancora nervosismo in campo, sponda Vittoria Sporting. Ora Olmetti cerca carta, non si chiude il triangolo e dunque Otmani supera la metà campo. Otmani e sì, il destro qui è impreciso della numero 21 e si spegne sul fondo. Vellucci, Olmetti ancora per la sua compagna, ancora Olmetti, cerca lungo Vellucci e lo trova. Adesso di nuovo lei, Olmetti, prova ad accentrarsi, scarica il sinistro ma impreciso. C'è il ritorno di Vellucci però, ancora il numero 7, conclusione deviata da Primavera e dunque corner per la squadra di casa, sul quale va Lucarelli. Palla scodellata all'indietro per Carta, che la stoppa bene, ma poi la conclusione è velleitaria. Adesso time out. Time out chiesto dalla panchina Bellator.
alle sue, prova a scuoterle. Adesso partita che si fa sempre più in salita anche a livello psicologico per le siciliane. E adesso possesso vittoria, Palumbo per Primavera. Otmani gioca male il pallone e dunque Vellucci ora ragiona la Bellator, torna dietro Lucarelli, aveva cercato per un attimo con la coda dell'occhio il Metti, ma era marcata bene da Primavera. Ora Vellucci sulla verticale, scarica dietro la numero 7, si torna da Munoz, Carta va dall'altra parte dove c'è Lucarelli, gestisce bene il pallone Lucarelli, attenzione poi al ritorno di Otmani, ma di nuovo fallo laterale per le Ciociare, giocato verso il Metti, gira la palla, squadra di Chiesa e lo fa con molta calma, forte del vantaggio. Adesso Vellucci protegge bene, ora Carta cerca di lanciare lungo il Metti, non arriva la deviazione della numero 15 e Sirna Claudia gli chiude la strada. Ora out per il Vittoria. Otmani per Primavera, ancora Otmani, Palumbo cerca Primavera ma pallone troppo alto per la numero 11, attenzione però al ritorno di Palumbo, la conclusione di recupero, si spegne sul fondo. Ora Munoz può lanciare di nuovo Carta come nell'azione del gol, ma Otmani questa volta protegge bene, la porta a propria porta. Entrata nel frattempo Antonucci tra le fila della Bellator. Attenzione al triangolo qui tra Vellucci e Carta, non si chiude, adesso c'è il break del Vittoria, conclusione di recupero, deviazione di Munoz, dunque corner per la squadra ospite, se l'è cavata Munoz sulla conclusione precedente di recupero. Otmani, conclusione della 21 ma questa volta troppo alta, anzi l'arbitro ha visto una deviazione quindi sarà di nuovo corner. Sul punto di battuta a Palumbo, scarica verso Primavera, allarga il gioco ma lo fa in maniera imprecisa, tutto a favore della Bellator che adesso batte questo fallo laterale. Ancora Lucarelli, torna dal portiere Lucarelli, Munoz tenta l'imbeccata verso Carta, arriva la deviazione ma c'è stato anche il fallo della numero 10 ai danni di Primavera, dunque gioco fermo, adesso possesso per il Vittoria, attenzione però allo sbaglio di Otmani, poteva approfittarne Riccelli. Antonucci, punta Otmani, non supera la 21 avversaria, si accentra e frana a terra ma non c'è fallo e dunque può ripartire Riccelli. Vellucci, scusate, Vellucci mette il pallone in mezzo proprio per Riccelli ma non arriva la deviazione nella numero 6. Altra grande occasione per la Bellator Ferentum per ribadire il vantaggio. Nel frattempo Otmani rimane a terra, si tocca la punta del piede sinistro. Arrivano i soccorsi. Gioco quindi momentaneamente fermo.
Siamo entrati nel frattempo all'8° minuto di gioco con la Bellator Ferentum che è ancora avanti di un solo gol siglato da Carta. Buono qui il ritorno di Riccelli. Pallone largo, troppo largo quello di Antonucci per Lucarelli che non è potuto arrivare sulla sfera. Mazzarese nel frattempo in campo al posto di Otmani, rimasta contusa nell'episodio precedente. E Muñoz gioca all'indirizzo di Vellucci. Aspetta il Vittoria Sporting Futsal, adesso accenna la pressione. Pallone che torna di nuovo a Muñoz che lancia Riccelli, ma capisce tutto Primavera e gli sbarra la strada. Ora Palumbo cerca Mazzarese, deviazione fondamentale ancora di Riccelli, preziosissima in fase di copertura la numero 6 Frusinate. Adesso Lucarelli prova ad andarsene e viene stesa da Palumbo, quindi fallo a favore della squadra di casa, conquistato da Capitan Lucarelli. Gioca verso Riccelli, ancora Lucarelli, si torna addirittura da Muñoz. Vellucci ora protegge bene il pallone, ma Palumbo poi lo riconquista. Ora Primavera ancora all'indirizzo di Palumbo che cerca e trova recupero, capisce tutto Lucarelli, è spenta l'iniziativa della Vittoria che ora ci può riprovare. Conclusione di Primavera, Mazzarese se ne va sulla destra, Mazzarese pallone in mezzo ma non trova nessuna deviazione vincente. Campo ora Cellupica per la Bellator, quindi Chiesa che concede un po' di riposo a Lucarelli che ha speso veramente tanto in questi primi 10 minuti di match. Ecco proprio Cellupica che va a battere questo fallo laterale. Riccelli torna da Vellucci e non può arrivare su questo pallone Cellupica e dunque possesso Vittoria. Ancora le siciliane, capisce tutto Cellupica e perde campo, squadra ospite. Si lamenta qui Palumbo per la distanza e adesso l'arbitro va a redarguirla per le eccessive proteste. Conclusione lenta ed imprecisa quella di Sant'Elena, comoda la presa per Muñoz che però lancia male le proprie compagne e dunque di nuovo possesso Vittoria. Palumbo, recupero, mezzo per Mazzarese, non si chiude il triangolo ma c'è il ritorno di Mazzarese. Cicero, Palumbo si accentra, cerca Mazzarese ma Muñoz capisce tutto ed intercetta la sfera. Di nuovo in campo Olmetti, tra le fila Amaranto. Lanciata recupero, attenzione al numero 9, conclusione, si spegne sul fondo. Ha strozzato troppo la conclusione, la numero 9. Adesso Riccelli, impreciso il passaggio di Vellucci all'indirizzo di Olmetti, e dunque può riprovarci
il Vittoria, che è ancora in svantaggio di una rete. Punteggio che va ad aggravare la situazione dunque dell'andata, nella quale il Vittoria ha perso in casa contro la Bellator per 7-5. C'è Lupica ora, Olmetti, Bellucci per Riccelli, ancora con il pallone tra i piedi, ma c'è recupero e dunque la numero 9 può involarsi, ma arriva forse stanca alla conclusione. È comoda la presa per Munoz. Adesso c'è un'imprecisione qui di Bellucci, recupero, ancora recupero, impegnata Munoz, se la cava in corner la numero 1 della Bellator. Recupero, ancora deviazione da parte della numero 1. Adesso il Vittoria sta spingendo sull'acceleratore, deve recuperare 3 gol la squadra siciliana. Recupero, Cicero, ancora la numero 9, Palumbo può andare alla conclusione, ma c'è la ripartenza Bellator ora, 2 contro 2, impreciso il passaggio, dice Lupica, ora recupero, non riesce a trattenere il pallone in campo la numero 9 e dunque si spegne l'iniziativa del Vittoria e può tirare un sospiro di sollievo la squadra di casa. Olmetti addomestica il pallone e lo gioca bene all'indirizzo di Lucarelli, ma c'è la deviazione di Cicero che mette il pallone in out. Nel frattempo un altro time out quando sono passati 12 minuti di gioco. Scadono i 30 secondi di time out, dunque squadre di nuovo in campo per giocarsi questi ultimi 7 minuti e 54 secondi di gioco. Lucarelli ora dietro per Bellucci, scambia di nuovo con il capitano, c'è Lupica, gira bene il pallone. La Bellator, ora Olmetti, eccesso di sicurezza del numero 15 e la conclusione di Mazzarese, si spegne sul fondo. Poteva fare qualche passo in più la numero 27 verso la porta di Munoz, ma ha deciso di andare alla conclusione, ma forse è troppo frettolosa la numero 27 in questa occasione. C'è Lupica ora, non trova Olmetti, dunque out per il Vittoria. Palumbo ora sulla verticale, c'è recupero Valeria, scarica dietro per Cicero, ancora Palumbo, di nuovo verso Cicero, torna dall'altra parte dove c'è Mazzarese e adesso perde campo il Vittoria. Adesso recupero Valeria, ancora numero 19 per Mazzarese, si accentra numero 27 e va il gol di Mazzarese che recupera lo svantaggio
e porta il Vittoria sull'1-1 quando siamo a meno 6,48 al fischio del primo tempo. Parziale che per il momento vede ancora in vantaggio la Bellator in virtù dei 2 gol in più della partita di andata. Adesso il Vittoria si è tolta da addosso qualche tensione di troppo. Vediamo se adesso il match decollerà. Ora recupero, lascia la battuta, anzi no, torna lei a battere questo fallo laterale. Adesso Cicero, stoppata da Lucarelli, ancora l'autrice del gol Mazzaresi, torna da Palumbo, stoppa bene il pallone Cicero, lo scarica dietro per Mazzaresi, di nuovo alla conclusione, ma questa volta trova Lucarelli a fare muro. Bellucci ora rientra Carta per la Bellator, l'autrice del gol del momentaneo vantaggio, da poco recuperato da Mazzarese. Punteggio quindi che ora è sull'1-1. Lucarelli, Carta, scarica dietro per Olmetti, cercata di nuovo la numero 10 da Olmetti ma non arriva il passaggio e dunque Palumbo ragiona, va da Mazzarese, si accetta numero 27, brivido qui per la difesa Ciociara, se la cava però la Bellator. E adesso Lucarelli, la partita adesso si fa rocambolesca, molti ribaltamenti di fronte. Adesso Vellucci prova a dare un po' di calma. Olmetti ora, recupero, viene estesa e allora fallo in favore del Vittoria e giallo all'indirizzo di Olmetti. Buono l'impatto sul match di Valeria Recupero, che ci ha messo lo zampino nell'azione del gol, finalizzato poi da Mazzarese per il momentaneo 1-1. Cicero sul punto di battuta, cotta i passi il secondo arbitro di questa partita, Vincenzo Di Giovanni. Adesso Luigi Sala ha qualcosa da dire a Capitan Palumbo. A quanto pare Luigi Sala ha espulso Maurizio Assenza, l'allenatore del Vittoria, ma non ha nessuna intenzione di abbandonare la sua panchina Assenza, e quindi adesso viene richiamato di nuovo Assenza ad abbandonare il terreno di gioco. Vediamo se finalmente si riuscirà a riprendere. Qualche tempo di troppo si sta prendendo il mister del Vittoria, ma finalmente si è deciso e dunque si può riprendere a giocare. Ed eccolo che sconsolato si allontana dal terreno di gioco, visibilmente nervoso Maurizio Assenza.
gioco fermo da circa 1 minuto e mezzo per questo episodio. E vediamo come il Vittoria reagirà a questa espulsione. Cicero sul punto di battuta, parte la numero 4 alla conclusione diretta, ma si spegne al lato destro della porta difesa da Muñoz. Ora Vellucci trova Carta tra le linee, si chiude il triangolo tra le due, era buona la combinazione ma Palumbo aveva capito tutto e ci ha messo il corpo, guadagnandosi una punizione. Lancia lungo Cicero verso recupero che spizza di testa, ma pallone difficile da addomesticare questo, non ha potuto far meglio. Valerio recupero. Muñoz per Olmetti, protegge bene il pallone e la gioca di tacco per Carta. Adesso ancora Olmetti, si allarga sulla destra ma stoppata da Cicero. Allora Vellucci, conclusione alta. La vede sfilare alta a Sirna, che adesso rigioca il pallone verso Palumbo, trova sulla verticale recupero ma il passaggio è stato impreciso. Ed ora di nuovo possesso Bellator. Lucarelli, Mazzarese dietro per Palumbo. Ora ha cercato l'imbeccata per recupero. Adesso Olmetti sulla verticale, Vellucci alla conclusione, stoppata da Cicero e poi c'è stato il ritorno di Carta ma non è riuscita a battere a rete in tapin la numero 10. Adesso Carta, ora Palumbo, si libera di un paio di avversari e Palumbo scarica per Mazzarese sulla destra, conclusione imprecisa, vanifica tutto Mazzarese, occasione del sorpasso per il Vittoria, ma la numero 27 forse anche stanca non è riuscita a battere a rete. Mazzarese che adesso si prende qualche istante di riposo. Al suo posto Saraniti. Carta ora, duetta con Olmetti, torna dietro da Vellucci. Adesso Carta protegge bene il pallone, lo scarica di nuovo dietro. Ora Palumbo, stoppata da Vellucci, out per il Vittoria. Ottmani, adesso Cicero lancia lungo Saraniti che stoppa bene ma Lucarelli capisce le intenzioni avversarie. Adesso però regala fallo laterale da posizione pericolosa. Va Ottmani sul pallone, Cicero alla conclusione, Muñoz respinge Muñoz e dunque allontana il pericolo l'estremo difensore Ciociaro. Saraniti stoppa bene il pallone, Saraniti, adesso Ottmani non arriva sul pallone, fortunata la Bellator ma fondamentale la deviazione di Muñoz sulla conclusione di Saraniti. Adesso Ottmani, pallone troppo lungo quello di Palumbo all'indirizzo della 21. Adesso Carta addomestica bene il pallone ma Palumbo la manda fuori, ma è ancora possesso Bellator. Mancano 2 minuti al termine del match di questo primo tempo. Punteggia ancora sull'1-1
ma adesso la partita si fa più vivace. Palumbo per Saraniti, Cicero, ancora la Saraniti per Palumbo, dribbling secco su Bellucci, ma si trascina il pallone fuori il capitano del Vittoria e dunque fallo laterale per la squadra di casa. Lucarelli tenta la giocata lunga verso Carta, ma imprecisa la sua iniziativa. Chiede di giocare il pallone Roberto Chiesa. Ora Palumbo per Cicero. Otmani verso Saraniti, si accentra, torna dietro Cicero, ancora per Saraniti, si chiude il triangolo con Cicero, ma è costretto a tornare dietro. Allora Otmani per Cicero, il ritorno di Riccelli fondamentale. Palumbo si accentra, Lucarelli capisce tutto, ma il possesso è ancora per il Vittoria, non si ferma e adesso Bellucci può ripartire. Bellucci si invola sulla destra e conquista un buon corner, la numero 7 al servizio di Roberto Chiesa, ma rimane a terra nel frattempo Lucarelli per lo scontro avvenuto con Palumbo, se non sbaglio, nell'occasione precedente. Mani sul volto per Lucarelli, sofferente per lo scontro di gioco precedente, forse un ginocchio al ginocchio. Speriamo nulla di grave per lei. Si rialza ora il capitano, visibilmente zoppicante, e si accomoda sulla panchina. Al suo posto Antonucci. Eravamo rimasti al corner per la Bellator. Va Carta ad incaricarsi della battuta. Eccolo qui Carta, sistema il pallone, Antonucci, capisce tutto Palumbo, può ripartire il Vittoria, ma Saraniti non arriva allo stop e dunque adesso Bellucci, dribbling secco su Cicero, cercata in mezzo Carta, fondamentale il recupero di Otmani che aveva capito le intenzioni di Bellucci. Adesso ancora Carta, deviazione di testa, ma si spegne sul fondo. Palumbo cerca lungo sulla verticale Saraniti, ma non può arrivare su questo pallone la 17. Bellucci, Antonucci ora, Riccelli scarica dietro per Bellucci che ora allarga, ancora Bellucci. Siamo entrati nel frattempo nell'ultimo minuto di questo primo tempo con il parziale che ricordiamo è ancora sull'1-1 e che favorisce, in virtù dell'esito dell'andata, la Bellator Ferentum. Il punteggio aggregato è ora di 8-6 per le Frusinate.
Bellucci, Saraniti ora, attenzione, pericolo per la Bellator, ma si spegne. Ora Cicero per Palumbo, non supera Vellucci e torna dietro da Saraniti, a terra anche Antoniucci, ma suona la sirena e dunque termina qui la prima frazione di gioco sull'1-1.
squadre che tornano in campo per giocare questo secondo tempo, questa seconda frazione di questo ritorno di primo turno dei playoff promozione. La vincente di questo incontro poi andrà ad affrontare una tra Lamezia e PBM Roma, quindi o la PBM Roma, PMB Roma scusate, o le calabresi del Lamezia, che in questo istante stanno per cominciare l'altra partita, appunto l'altro primo turno. Tutto è pronto per secondo tempo, primo pallone che sarà giocato dalla Vittoria Sporting Futsal con Saraniti e Mazzarese sul punto di battuta. Saraniti, Mazzarese, Palumbo, Cicero e Sirna per il Vittoria Sporting Futsal. Risponde la Bellator con Carta, Olmetti, Riccelli, Bellucci e Mugnoz. Eccolo il fischio del direttore di gara Luigi Sala. Saraniti, fallo laterale per la squadra ospite. Giocato verso Cicero, lanciata lunga, Mazzarese. Palumbo ora non supera Carta, ma la conclusione di Mazzarese è imprecisa e quindi Mugnoz può rimettere in gioco. Bellucci per Riccelli, va da Olmetti, si fa vedere Bellucci che scambia con Riccelli, lavora bene il pallone, la numero 6, ora Olmetti, va alla conclusione diretta, deviata però da Mazzarese. Bellucci ora per Olmetti, protegge bene il pallone, palla messa in mezzo e di un soffio non arriva Riccelli. Brivido per la difesa siciliana che se la cava però. Si rialza Olmetti che era rimasta a terra per lo scontro di gioco precedente. Ora l'arbitro assegna controfallo, quindi possesso adesso per la Bellator. Carta leggermente impreciso, ma Bellucci ci arriva su questo passaggio. Adesso lo gioca male però, c'è il ritorno però di Bellucci, ma Mazzarese di fisico se ne va. Ancora Mazzarese, l'intervento di Carta qui viene sanzionato, giudicato illegale da Vincenzo Di Giovanni. Cicero sul punto di battuta, scarica per Palumbo, supera Olmetti, Palumbo si prende anche qualche rischio e Saraniti è costretto a tornare dietro. Olmetti capisce la sua iniziativa e riconquista il possesso per la Bellator. Ora Bellucci per Riccelli, gioca lungolinea questo pallone ma non arriva a Olmetti. Scodella in mezzo Palumbo, deviazione di Saraniti ma debole, comoda la presa per Mugnoz. Adesso Riccelli, Mazzarese di fisico, conclusione deviata, anzi stoppata. Adesso di nuovo però Vittoria Sporting Futsal, non si intendono Mazzarese e Saraniti e vanificano la superiorità numerica dunque.
Muñoz gioca vicino per Olmetti. Bellucci ora regala la sfera Bellucci alla Vittoria Sporting. Palumbo, attenzione a Riccielli che per un attimo aveva riconquistato il pallone, ma poi c'è stato il ritorno del capitano siciliano. Adesso Saraniti, pallone mandato fuori da Bellucci. Mazzarese ora per Saraniti che torna dietro, ragiona il Vittoria. Adesso Palumbo cerca di andarsene, cerca in mezzo Mazzarese, ma non arriva alla sfera, alla numero 27. Adesso arriva anche il raddoppio, ma ci pensa Saraniti ad aiutare la compagna. Pallone messo in mezzo da Palumbo, nessun piede però del Vittoria è riuscito a deviare il pallone. Lucarelli ora di nuovo in campo, Olmetti a campo per avanzare, non supera Palumbo, si accontenta della rimessa laterale. Ora Lucarelli, Bellucci, suggerimento per Olmetti, la palla ancora per la 15 che viene stesa e sarà giallo il secondo per Palumbo, e dunque Palumbo che finisce la partita anzitempo e viene mandata sotto la doccia dal secondo arbitro di gara Vincenzo Di Giovanni di Isernia. E ovviamente ci sono le proteste della panchina della Vittoria. Situazione quindi sempre più complicata per le siciliane, che adesso dovranno gestire anche l'inferiorità numerica. Gestire i minuti di inferiorità numerica. Buona occasione dunque per la Bellator di riportarsi in vantaggio. Nel frattempo seguiamo questo calcio di punizione. Carta e Bellucci sul punto di battuta, si allontana la numero 7, dunque Carta rimane lei sulla palla. Fischia l'arbitro, parte Carta per Bellucci, ci mette una pezza Sirna e si salva in corner il Vittoria Sporting Futsal. Adesso Carta allarga per Olmetti, ancora Carta dall'altra parte per Bellucci, passaggio impreciso della numero 7 e lo gioca bene Saraniti che si invola sulla sinistra in mezzo per Mazzarese, ma suggerimento impreciso. Sprecata una ghiotta occasione qui dal Vittoria per portarsi in vantaggio. Adesso però ci riprova la Bellator, forte dell'uomo in più, ma Lucarelli qui sbaglia e regala il possesso alle siciliane. Lanciata lunga a Saraniti, protegge bene il pallone, si gira bene Saraniti e si salva la Bellator grazie a Muñoz che di volto respinge in fallo laterale. Paradossalmente più pericoloso il Vittoria nonostante l'inferiorità numerica. Ed è time out ora. Time out chiesto da Roberto Chiesa.
Scadono i 30 secondi e dunque squadre che si risistemano. La Bellator finora non ha saputo capitalizzare l'occasione della superiorità numerica. Adesso vediamo se ci riuscirà Olmetti. Bellucci ragiona ora la squadra Ciociara. Bellucci ancora per Lucarelli, un rimbalzo inganna Lucarelli per un momento e adesso Carta, conclusione che era a metà tra un tiro ed un cross. Fatto sta che si salva anche in questa occasione il Vittoria e adesso ci riprova la Bellator. Stesa a Bellucci ma viene fischiato fallo contro. Cicero per Saraniti ma Bellucci stoppa il pallone e dunque di nuovo possesso Bellator. Lucarelli allarga per Bellucci sulla destra, a campo Bellucci di nuovo al centro per Lucarelli, conclusione e arriva il 2-1 della Bellator grazie al capitano Maria Lucarelli. E finalmente la Bellator riesce a trovare la via della rete quando siamo a meno 15,58. Adesso il Vittoria torna a giocare di nuovo con 4 giocatori di movimento. In campo Otmani. Mazzarese ora prova la reazione, la squadra siciliana. Cicero cerca tra le linee Mazzarese ma il passaggio non arriva a buon fine, non va a buon fine. Mugnoz adesso per Carta, scarica dietro. La Torre ora forte del vantaggio può amministrare il match ma manca ancora un'eternità. Sono passati appena 5 minuti di gioco, se n'è andato dunque il primo quarto di questa ripresa. Adesso Saraniti, Lucarelli capisce le sue intenzioni e devia in corner, spedisce in corner. Adesso Saraniti proprio lei sul punto di battuta ma c'è la ripartenza ora della Bellator. Olmetti attende l'arrivo di Carta, protegge bene il pallone, viene stesa da Cicero che ha preso la fascia di capitano per l'espulsione di Palumbo. Gioca subito Lucarelli per Olmetti, conclusione deviata da Mazzarese. Lucarelli sul punto di battuta di questo corner. Trova in mezzo Olmetti, attenzione Olmetti! Protegge bene il pallone ma poi c'è il ritorno della difesa siciliana. E dunque brivido per il Vittoria. Lancia lungo verso Saraniti, Cicero che scarica bene per Otmani. Va la conclusione, deviata in corner. Otmani dietro per Cicero, la conclusione diretta del neocapitano. Si spegne sul fondo però e Mugnoz lancia Carta ora che addomestica bene il pallone e conquista una buona, anzi viene fischiata contro la rimessa laterale. Ancora rimessa laterale Vittoria.
Lavora bene il pallone Saraniti, conclusione di Otmani, ma troppo debole. Ora Lucarelli allarga per Vellucci, cerca in mezzo Carta, attenzione qui al pasticcio difensivo, Cicero e Mugnaz ci mette una pezza, non è arrivata sul pallone Saraniti. Adesso un'altra deviazione importante, quella di Otmani, perché c'era Vellucci dietro di lei, pronta a sfruttare l'occasione. Proprio Vellucci sul punto di battuta, cercata di nuovo Olmetti come in precedenza, ma anche in questo caso si spegne la conclusione, si spegne l'iniziativa della Bellator. Ora Otmani prova ad allargare, ma Vellucci capisce tutto. Cicero ora, suggerimento per Mazzarese che prova a puntare Lucarelli e la salta, ma c'è il ritorno della numero 8 e sarà di nuovo fallo laterale per la squadra siciliana. Giocato dietro verso Cicero, spinge comodamente Mugnaz e Olmetti qui si addormenta per un secondo e allora Otmani recupera il pallone, ma non arriva a Saraniti il suo suggerimento. Cicero ora per Mazzarese, trova sulla verticale Saraniti, Saraniti per Mazzarese, ancora out per il Vittoria. Vittoria che deve recuperare lo svantaggio, attenzione a Mazzarese adesso che si accentra, Lucarelli gestisce bene il pallone, preziosismo qui di Lucarelli che fa allentare la morsa offensiva della squadra avversaria e fa respirare la Bellator. Adesso però il pallone è di nuovo per le siciliane, c'è il pressing alto però di Vellucci, ma Carta alla conclusione, ma termina al lato sinistro della porta difesa da Claudia Sirna. Adesso lancia Mazzarese, ma il controllo gli riesce a metà. Lanciata lunga Saraniti, protegge bene il pallone, triplicata e la conclusione si spegne sul fondo. Lascia sfilare il pallone Mugnaz, che l'aveva già battezzato fuori. E dunque Vellucci ora per Carta, sale la pressione siciliana e Vellucci è costretta a lanciare lungo, dove però non c'è nessuno. Saraniti per Cicero, Saraniti sulla verticale, c'è recupero, stoppata ma di nuovo possesso siciliano, cercata di nuovo recupero e Mugnaz qui capisce le intenzioni avversarie. Adesso Olmetti per Carta, ora Lucarelli lascia sfilare, guadagna pallo laterale, il cronometro segna meno 11 e 22. Attenzione adesso a Lucarelli, ha tentato di liberarsi di Cicero, ma la numero 4 ha stoppato la sua iniziativa ed ora Vellucci può andare alla conclusione, lo fa, ma la sua puntata di destro si spegne sul fondo. Ed ecco l'altro time chiesto dalla panchina.
cronometro segna meno 11:10 al termine di questo match, risultato che sorride alla squadra di casa, che è in vantaggio di 2-1 in questo match, ma il risultato aggregato parla di un 9-6 a favore delle Ciociare, in virtù del 5-7 dell'andata, che si è giocata a Vittoria, in provincia di Ragusa. Ed ora prova di nuovo il Vittoria e il passaggio di recupero è stato leggermente impreciso all'indirizzo di Saraniti, ma era una buona occasione non sfruttata dalle siciliane. Bellucci ora cerca lungo Olmetti, protegge bene il pallone Lucarelli, con molta calma Lucarelli, Bellucci cerca lungo Carta che è da sola, ancora Carta, un'altra iniziativa ed è sbagliato lo scarico per Olmetti. Dunque Carta che si è divorata l'occasione del 3-1. Brivido qui per la difesa siciliana, poteva chiudere il match questo gol. E adesso Carta, buona la sponda per Olmetti, ma Otmani capisce tutto. Allora Saraniti, steso da dietro da Carta, l'arbitro ammonisce la numero 10 della Bellator, autrice del primo gol ciociaro. Cicero sul punto di battuta. La scodella in mezzo verso la terra di nessuno, però è tutto di guadagnato per la Bellator. Adesso Munoz che lancia lungo Bellucci, arriva il pallone alla numero 7 che la mette in mezzo per Carta, al volo Carta, la sua conclusione però finisce al lato. Bellissima azione della Bellator, ma non finalizzata da Carta. E adesso Valeri, scusate, no Valeri, recupero. Ci ha messo una pezza però Munoz. E adesso Otmani. Sarà rimessa dal fondo per la Bellator. Grande occasione in precedenza per recupero, per Claudia recupero. Munoz Garcia si è fatta trovare più che pronta. Adesso Saraniti vede recupero e la serve. Ancora Saraniti, suggerimento per Otmani, ancora la numero 21 e non trova Claudia recupero. Altra occasione fallita dunque per il Vittoria. Stiamo entrando nel frattempo, siamo entrati nell'11° minuto di gioco. Adesso Lucarelli ragiona. Bellucci, ancora Lucarelli. Scarica lungo Bellucci dove c'è Olmetti, protegge bene il pallone. E c'è il ritorno di Claudia recupero, che fa perdere terreno alla Bellator. E sarà di nuovo out a favore della squadra di casa. Ecco Bellucci.
Olmetti cerca di liberarsi di Cicero, viene estesa. Fallo dunque di Cicero ai danni di Olmetti. Prende il pallone Vellucci, lo sistema, conta i passi, Luigi Sala. Si avvicina anche Lucarelli, ma sembra voler andare alla conclusione Vellucci, pronta a liberare il destro, la numero 7. Parte proprio lei, ma recupero, stop alla sua conclusione. Allora Lucarelli, scodella per Olmetti, viene fermata però la numero 15 Ciociara, e Saraniti adesso non gioca bene il pallone, troppo frettolosa Saraniti in questa occasione, poteva stoppare il pallone, ha deciso di giocarlo di prima. Vellucci ora, e recupero, non riesce a tenere il pallone in campo, dunque sarà rimessa laterale per la squadra Amaranto. Olmetti non riesce a stopparlo, non riesce a stoppare la sfera e allora può riprovarci, ma l'iniziativa viene subito stoppata da un'ottima Lucarelli. Adesso però Saraniti per recupero. Ora Olmetti va dall'altra parte dove c'è Antonucci. Vellucci ora non si chiude il triangolo con Olmetti. Ci riprova allora il Vittoria, ma sembra aver perso un po' le speranze. Adesso però Otmani sulla destra, conclusione stoppata ancora da Lucarelli. Davvero dappertutto il capitano della Bellator. Attenzione, adesso si spegne subito la ripartenza della Bellator perché Lucarelli decide di giocare il pallone con più calma, ma lo perde. Lucarelli ora vede, innesca per Ricelli, conclusione che si spegne sul fondo da parte della numero 6. Nulla di fatto perciò per la Bellator e ancora Lucarelli. Arriva anche l'applauso di mister Roberto Chiesa per l'ennesima chiusura del suo capitano, autrice fin qui di una prestazione sontuosa. Saraniti scarica per Cicero, ancora Saraniti, cerca di nuovo Cicero e Ricelli ferma l'iniziativa del Vittoria, ma regala fallo laterale. Meno 7:20 sul cronometro. Bellator sempre più vicina alla vittoria e dunque sempre più vicina al secondo turno di playoff promozione, l'ultimo step che la separerebbe dalla Serie A Elite, dove andrà ad incontrare, dove una tra le due, perché ovviamente il match è ancora tutto aperto, andrà ad incontrare una tra PMB Roma e Royal Team Lamezia. Otmani scarica per recupero, capisce tutto di nuovo Lucarelli e prova a ripartire, gestisce bene il possesso e guadagna fallo e si lamenta Claudia Recupero per questo fallo. Secondo lei non c'è stato contatto, ma Lucarelli rimane a terra visibilmente dolorante.
di apprensione per lei, che si mette le mani sul volto. E nel frattempo Claudia Recupero, con molto fair play, va a sincerarsi delle sue condizioni, scusate. Viene portata fuori in braccio addirittura la sua compagna Bellucci. Peccato per il capitano, che si stava rendendo autrice di una prestazione davvero di alto livello. E si torna a giocare. Bellucci per Carta, ma se la cava la difesa siciliana, ed ora Otmani per Saraniti, preso un po' in controtempo Recupero, ma torna sul pallone la numero 9, e adesso di nuovo Saraniti, ma c'è il ritorno di Antonucci. Allora Primavera allarga per Otmani, Saraniti di nuovo per Primavera, ancora Saraniti, Otmani, Recupero, e gioca male il pallone qui la numero 9 del Vittoria. La stanchezza forse comincia a farsi sentire per lei, poco lucida in questa occasione. Otmani sulla verticale per Saraniti, e Bellucci conquista molta caparbietà questo fallo laterale. Adesso Carta, attenzione però adesso a il Vittoria. Recupero, punta Antonucci, si accentra, va dall'altra parte dove c'è Otmani, torna da Primavera, ancora Recupero, e torna su di lei Antonucci. Adesso ripartenza per la Bellator, rimasta da sola però Antonucci, e protegge bene il pallone, ma sarà possesso di nuovo per il Vittoria. Ora Otmani, Primavera, ancora Otmani, Primavera per Saraniti, e riconquista il pallone Bellucci, ma lo gioca male Carta. Stiamo entrando nel frattempo nell'ultimo quarto di questo secondo tempo. Bellator dunque sempre più vicina al traguardo. Antonucci ora per Riccelli, chiude la strada Recupero e regala fallo laterale alla Bellator. Ora Riccelli, giocata in mezzo per Carta, ma Otmani la devia in corner. Anzi, l'arbitro dice che è rimessa dal fondo. Ora Saraniti, c'è il ritorno di Bellucci. Grandissima anche la sua prestazione, quella di Bellucci. Partita di molta sostanza, ma anche tanta qualità per la numero 7. Mazzarese per Cicero, ancora il capitano per Recupero,
e Bellator che può giocare il pallone ma non lo gestisce bene qui Munoz. In campo adesso anche l'altra recupero, parliamo di Valeria per il Vittoria. Adesso eccola qui Valeria, recupero. Mazzarese però viene chiusa dalla solita Bellucci, che adesso non trova carta, però il suo suggerimento stesa. Claudia recupero da Antonucci e sarà fallo per il Vittoria. Adesso viene cacciato qualcuno dalla panchina del Vittoria. Meno 3,53 sul cronometro. Ora Cicero. Bellator forte di questo 2-1 che, aggregato al risultato dell'andata, dà vita ad un 9-6 che per il momento spedirebbe la squadra di Roberto Chiesa al secondo turno di playoff. L'ultimo impegno che separa una di queste due squadre dal sogno promozione in Serie A Elite. Vellucci per Antonucci, ancora Vellucci, cercava carta ma capisce tutto Cicero. Adesso Vittoria, recupero, e sfortunato il Vittoria perché l'ultimo tocco è proprio di recupero e dunque di nuovo possesso per le Ciociare. Adesso Riccelli perde il pallone, recupero Valeria, cerca di liberarsi di Vellucci ma ci mette il piede la numero 7 Ciociara. Conclusione di Mazzarese ma alta e di molto. Di nuovo in campo Olmetti al posto di Riccelli. Carta cerca di addomesticare il pallone ma non c'è riuscita. La numero 10 Mazzarese ora si libera bene di Antonucci. Mazzarese ma il suo suggerimento è impreciso, allora può gestire il possesso la Bellator. Torna dietro carta dove c'è Bellucci. Olmetti ora cade a terra ma si continua e la conclusione di carta si spegne sul fondo. (17 minuti e 30 giocati in questo secondo tempo). Siamo ormai alle ultime battute di questo match, con la Bellator sempre in vantaggio di un gol. E adesso qui c'è pallone bloccato da Sirna che rimette subito in gioco. Attenzione adesso a Riccelli che si vola contro Sirna. Riccelli ci mette una pezza il portiere, fa muro Sirna e salva la sua squadra dal KO finale. Gol che avrebbe sigillato il match e avrebbe impacchettato la qualificazione per la Bellator. E adesso Munoz fa sfilare sul fondo. Due minuti al termine di questo match. Riccelli ora protegge bene e guadagna rimessa laterale.
Era Bellucci all'indirizzo di Carta, ma c'è stata la deviazione di Recupero e dunque Sirna va a riprendere questo pallone. Mazzarese ora si libera di Riccelli, anche di Bellucci, allarga per Recupero, c'è in mezzo l'altra Recupero, attenzione il pallone sfila e si salva la Bellator. Non era riuscita Munoz ad agguantare la sfera, aveva lasciato la porta sguarnita l'estremo difensore Ciociaro, ma si è salvata anche in questo caso la Bellator. Adesso tenta il forcing finale il Vittoria, ma siamo veramente agli sgoccioli. 1 minuto e 38 al termine del match. Cicero allarga per Otmani, conclusione, si spegne sul fondo. Tira un sospiro di sollievo la Bellator. Adesso lasciata lunga Bellucci, ma non arriva il pallone alla numero 7 e Carta lo gestisce male. Cicero per Mazzarese, stoppata dalla solita Bellucci. Silvia Bellucci, grande partita la sua, migliore in campo insieme a Lucarelli. Carta ora, Olmetti, lanciata a Saraniti, non supera Bellucci, ci mette una pezza anche in questa occasione, ancora però offensiva, ma si spegne. E adesso Bellucci si libera bene di Cicero, Bellucci è sola, Sirna ci mette il piedone, ma cosa aveva fatto Bellucci? Stava per coronare la sua grande prestazione con la firma del 3-1 Silvia Bellucci, ma Claudia Sirna gli ha negato la gioia del gol. E adesso corner per la squadra di casa. Protegge il pallone Olmetti, ancora numero 15, un po' un flipper in aria, ma alla fine il pallone va di nuovo fuori ed è di nuovo rimessa laterale per la Bellator. Carta sul punto di battuta, la scodella in mezzo, ma c'è controfallo. 42 secondi al termine e si gioca la carta del portiere di movimento il Vittoria, ma forse troppo tardi. Recupero per... attenzione adesso Olmetti alla porta spalancata, ma non trova lo specchio Olmetti e si spegne sul fondo la conclusione della numero 15. 23 secondi al termine, iniziano a sventolare le bandiere della Bellator in tribuna, altra conclusione di nuovo imprecisa. 15 secondi e poi sarà festa Bellator. Sarà rigore. Quinto fallo per della Bellator e rigore per il Vittoria. Stesa Claudia Recupero. Valeria Recupero, scusate. Sul punto, sul dischetto va Saraniti, quindi Saraniti contro Munoz Garcia. Parte Saraniti e c'è il gol del Vittoria, ma ormai cambia poco per l'esito finale del match.
E adesso non ci resta che attendere la sirena che arriva in questo istante, e dunque Bellator al secondo turno di playoff. Bellator ad un passo dalla Serie A Elite. Siamo in compagnia di Roberto Chiesa. Siamo in compagnia di mister Chiesa al termine di questo match che ha visto la sua Bellator trionfante. Allora mister, grande prestazione quest'oggi da parte delle sue ragazze. No, guardate, una grande prestazione no, perché non abbiamo fatto una grande partita, abbiamo fatto una partita utile, poi purtroppo quando in panchina hai poca gente, pochi cambi e due ti si infortunano pure, insomma hai poca possibilità di poter scegliere. L'importante era passare. Credo che siamo passati con merito, credo che l'arbitro all'ultimo gli ha voluto dare un calcio di rigore che probabilmente non c'era. Della squadra avversaria posso dire che io a casa loro siamo stati trattati benissimo, qui non capisco perché tutta sto casino. Forse magari ci tenevano molto, ma d'altronde ci teniamo anche noi a questa cosa, perciò va bene così, abbiamo passato il turno. Ora purtroppo ci si è infortunata pure Maria Lucarelli, ma vediamo la prossima in quanti siamo. Si sa già qualcosa sull'entità del suo infortunio per caso? Beh, gli si è girata la caviglia, non credo che secondo me probabilmente la stagione l'ha finita. Mister, nonostante le assenze però la sua squadra ha saputo far fronte bene proprio alle indisponibilità. Sì, io la mia squadra non vi posso dire nulla, sono 6 mesi che ci alleniamo in 5 per infortuni e cose varie, è normale, non possiamo essere una squadra bella da vedere, però ci hanno messo cuore e quella è una cosa fondamentale per noi. Adesso vi manca un ultimo gradino prima del sogno promozione, potete cominciare a sognare, potete cominciare a crederci. Beh sì, a questo punto sì, anche perché io credo che è vero che siamo una squadra che però non deve essere un alibi, gli infortuni o cose di questo genere. Se avremo voglia di vincerla, io sono convinto che o la Mezia o PMB usciremo vittoriosi, in 5, in 7, in 11, quanti siamo non è un problema. Grazie mister, in bocca al lupo. Siamo in compagnia di Silvia Vellucci e Olmetti al termine di questa partita che vi ha visto vittoriose. Allora Silvia, grande prestazione quest'oggi.
Beh, diciamo di sì, non siamo partite con il piede giusto come quasi ogni partita, però nel secondo tempo esce la vera squadra, quindi soddisfatta, non troppo, però andiamo avanti. Senti Olmetti, una vittoria forse già ipotecata all'andata grazie alla grande rimonta nel primo tempo, che eravate in svantaggio di 4 gol, avete chiuso il primo tempo su 4-4 e addirittura siete andati a vincere. Infatti mentalmente forse non ci ha fatto bene questa cosa, perché comunque oggi siamo scesi in campo, sì, che la partita si doveva giocare come se partiva da 0-0, però comunque dentro di noi c'era comunque il risultato dell'andata, quindi questo ci ha un po' penalizzato, però dopo i primi 10 minuti abbiamo iniziato a giocare, anche se questo non è il Bellator Ferentum. Diciamo che il passaggio l'abbiamo guadagnato più alla gara che abbiamo fatto in Sicilia. Non è una bella torre referendum perché dovete fare fronte a tante assenze, Silvia. Sì, tanti infortuni, ma durante proprio il corso del campionato. E trovarsi in queste partite importanti a giocare in 6 non è semplice. Però noi, come ci dice il mister, mettiamo il cuore che è quella marcia in più, quindi non ci spaventa nessuno. Senti, adesso una tra PMB e Royal Team Lamezia, avete delle preferenze? No, preferenze nessuna, gli avversari non vanno mai sottovalutati, quindi qualsiasi squadra la partita è da giocare. Che gara ti aspetti? Che gara sarà la prossima? Sicuramente difficile, perché arrivate a questo punto si incontrano tutte squadre comunque preparate, quindi noi l'unico avversario che dobbiamo temere siamo noi stessi. Il resto, anche se le squadre comunque sono tutte preparate, non dobbiamo temere nessuno. La squadra adesso può cominciare a sognare la Serie A Elite, secondo te? Beh, noi ce la mettiamo tutta, speriamo di salire di categoria, siamo qui apposta. Bene ragazzi, in bocca al lupo per il proseguimento.
Eccoci qui in compagnia anche del direttore sportivo Luciano Di Vita. Allora Luciano, quali sono i fattori secondo te che quest'oggi hanno portato a questa sconfitta? Allora, diciamo che oggi intanto non è stata una sconfitta perché abbiamo pareggiato. Una sconfitta complessiva, chiedo scusa. No, il fattore diciamo, determinante è stata la squadra avversaria perché è giusto ecco, che quando si vince il migliore, quindi non vogliamo, è giusto ecco, dare merito alla Bellator a cui auguriamo ecco, tutte le migliori fortune. Noi trovarci qui era già tanto ad inizio campionato, in quanto siamo una neopromossa, quindi è stata una bellissima esperienza. Piccolo aneddoto, volevo non farlo ma mi tocca farlo, ecco. Diciamo che la partita potevamo ecco, perderla, pareggiarla comunque, però la mano della direzione arbitrale si è vista dall'inizio. E anche a fine primo tempo ci sono stati degli atteggiamenti che per me non sono sportivi da parte della direzione di gara. Nel secondo tempo c'è stato l'epilogo, ma alla fine ecco, con questo non voglio cercare né alibi né togliere meriti e soddisfazione alla Bellator, ecco, a cui rinnovo i miei auguri per il proseguo. Noi l'anno prossimo saremo di nuovo in Serie A. Senta mister, mister Luciano, al di là delle polemiche arbitrali, ti chiedo se hai qualcosa da rimproverare quest'oggi alla squadra. No, alla squadra non ho nulla da rimproverare. Venivamo da 10-11 ore di viaggio, perché dalla Sicilia ci vuole tanto per arrivare qua. Diciamo che sono state, le tossine sono state smaltite, ma sempre un po' di stanchezza rimane. Se la sono giocata fino all'ultimo, non abbiamo perso contro una signora squadra e quindi nulla da rimproverare, anzi un grossissimo applauso alla mia. Secondo te questo passaggio del turno è stato un po' complicato dall'andata, dove vincevate 4-0 e vi siete fatti recuperare tutti e 4 i gol? Ecco, il maggior rammarico è questo. Vincevamo 4-0 dopo circa 10 minuti di gara. Poi il mister Chiesa ha portato alcune modifiche ecco, che ci hanno un po' preso, ecco, insomma hanno fatto il loro effetto e sono riusciti a ribaltare la gara. Ovviamente a vittoria, anche per il risultato, è stata una bellissima partita. Abbiamo avuto le nostre occasioni anche nel secondo tempo. Il discorso andata ha influito tantissimo nell'economia delle due gare. Ci riproverete l'anno prossimo, Questo sicuramente. Perfetto, grazie Luciano e in bocca al lupo.